Allora, siamo qua in via Marco Polo, siamo presso la sede dell'Associazione Carabinieri. Qua abbiamo Antonio Bono che è il presidente. 81esimo nucleo di volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Chioggia. Io sono il presidente, maresciallo Antonio Bono. Stamane, come di consueto, noi periodicamente ogni 4-5 mesi facciamo delle esercitazioni per tenere aggiornati i volontari in caso di emergenza. In caso di emergenza l'81esimo nucleo di volontariato e protezione civile viene attivato dalla Regione Veneto per andare dove c'è bisogno. E di conseguenza bisogna essere autonomi, arrivare con la tenda, insomma ci dobbiamo autogestire, perché dove ci sono i disastri è chiaro che non possono pensare a noi che arriviamo Quindi stamattina abbiamo pensato di fare un'altra esercitazione di montaggio tenda, brandine e tutto quello che voi state vedendo. Complimenti, perché purtroppo vediamo che ormai questa qua è una realtà imprescindibile, quindi fare un allenamento, fare un'esercitazione è assolutamente indispensabile, perché poi quando succede, e abbiamo visto che succede, abbiamo visto pochi giorni fa a Cavarzare, è arrivata tanta di quell'acqua, soprattutto nella frazione di Boscochiaro. Ma noi siamo andati già tempo addietro nel 2012 e poi in altre parti. Io ricordo benissimo nel 2012 a Finale Emilia e a San Felice sul Panaro, dove c'è stato un terremoto, come tutti sapete, e noi eravamo a gestire i campi, a gestire un po' tutto, insomma. E quando si arriva lì, che è un disastro, non puoi stare lì a chiedere aiuto, noi dove dormiamo e non dormiamo, quindi bisogna essere come protezione civile attrezzati a tutto, essere autonomi, e quindi è quello che facciamo. Io sono da 15 anni presidente del nucleo del volontariato. Abbiamo costruito un bel gruppo e devo dire veramente grazie a sti ragazzi che oltre a fare protezione civile fanno anche volontariato ordinario. Per volontariato ordinario si intende che collaboriamo di solito col comune per quando ha bisogno, in particolare con i vigili urbani. Quando hanno bisogno siamo sempre a disposizione. Vediamo sempre, mercato del giovedì, sì. Quando c'è qualche manifestazione, quando c'è l'alzabandiera, esatto. Quando cioè veramente meno male che ci siete, male che ci siete. Non lo dico per piaggeria, ma veramente. Devo ringraziare, noi siamo una trentina di volontari. Io ad esempio mia moglie mi dice: tu ancora fai il carabiniere, dopo 30 anni io sarai sempre carabiniere, che ho fatto, sarai sempre carabiniere, a fare il carabiniere in congedo, cioè, non è che... ad essere a disposizione degli altri, quindi sia io che gli stessi ragazzi veramente devo dire grazie a tutti. Grazie Antonio. Grazie, arrivederci. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.